È una partita che anche in tempi recenti abbiamo visto pure a livello superiore. È una sfida tra due delle principali realtà della pallacanestro friulana, i padroni di casa del Michelaccio San Daniele opposti alla Blue Energy Codroipo. È soprattutto un derby che vale punti importanti in chiave playoff, perché entrambe le squadre, giunte alla quarta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia, devono accelerare per presentarsi alla post-season nelle migliori condizioni possibili. Una buona serata, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Siamo al Pala Falcone e Borsellino di San Daniele del Friuli per il sempre sentito duello derby tra i padroni di casa di coach Luca Malagoli, che oggi giocano in maglia nera, opposti alla Blue Energy Codroipo, che stasera è scesa sul parquet in maglia rossa. Siamo già 2-2 dal momento che la partita è iniziata a livelli altissimi. Andiamo di ritmo, intendo, altissimi. Andiamo a vedere anche i quintetti base iniziali che hanno scelto i due allenatori. Nel Michelaccio sono sul parquet Thomas Pellarini, Leo Colutta, Fabrizio Polo, Michi Botoluzzi e Federico Bellina. La Blue Energy Codroipo, che è andata al segno con David Gaspardo dalla lunetta, è in campo oltre che con l'ala di Vidulis anche con il numero 14 Claudio Munini, il numero 11 Giovanni Velanuzzo, il numero 10 Larry Trevisan e il numero 7 Riccardo Spanghero. Gli arbitri di questo incontro sono i signori Cristiano Penzo e Luca Lunardelli. E io do il benvenuto anche in telecronaca su questa layup a segno da parte di Davide Gaspardo, quarto punto personale per lui, subito in transizione offensiva ancora la Blue Energy dopo l'errore al tiro da 3 di Bortoluzzi. Arriva di Mocchio Spanghero che sbaglia la tripla e poi recupera il suo rimbalzo. Palla rimane in campo, quindi proseguiamo con questa azione. Trevisan, ancora Spanghero. Arriva Trevisan per un pick and roll laterale, poi Larry rolla verso canestro, attende il taglio dal lato debole di Venaluzzo che va a depositare 2 punti. Non abbiamo un attimo di pausa, io do il benvenuto ed è un grande onore per me avere al mio fianco per questa telecronaca, lo posso dire Mario? Posso dare la notizia? Lo ufficializziamo, l'allenatore benemerito Mario Colonnello. Ciao Mario. Buonasera a tutti e buona partita. Avremo modo, appena magari c'è una pausa, di parlare di questo riconoscimento che l'associazione allenatori del Friuli Venezia Giulia ha perorato presso la nazionale. Ma seguiamo la partita, lo facciamo dopo Mario in una pausa. Stai tranquillo. 8-2 il punteggio. Dicevamo, anzi lo diciamo adesso in sede di presentazione di questa sfida. Sulla carta è ovviamente favorita la Blue Energy Codroipo, ma visto anche questo tiro da 3 punti di Colutta, se c'è una squadra che può tutto nel bene e nel male è il Michelaccio San Daniele. È il San Daniele. Avrebbe le qualità per rendere, se non altro, difficile la vittoria a Codroipo, ma la vedo dura. Speriamo, perché sono partiti bene Codroipo, però per adesso ha risposto il Michelaccio ancora. Speriamo durino. Subisce fallo Michi Bortoluzzi in entrata per il giocatore di Muris di Ragogna. Io ho perso il conto della presenza in Serie C Silver di Michi Bortoluzzi con la maglia del Michelaccio San Daniele. Colutta in uscita dai blocchi, classica azione in catch and shoot da parte di Leo, non piglia neanche il ferro. E Venaluzzo può impostare un'altra trama offensiva per Codroipo. Saluto ovviamente tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta e in differita su BHTV, anche coloro che, e sono tanti, vivono le emozioni di questo derby in differita su YouTube, sul canale Dea Channel. Diciamo che se sommiamo gli spettatori in diretta, gli spettatori in differita, gli internauti e coloro che ci chiedono informazioni a livello di messaggio e a livello di commenti su Facebook, sono tantissimi coloro che si occupano e si interessano di Serie C Silver in Friuli Venezia Giulia, e mi fa piacere poter raccontare questo derby. Munini da 3 punti
avanti di 4 la Blue Energy. C'è il solito buon pubblico a San Daniele, ormai è una abitudine consolidata, bella anche da parte degli appassionati collinari venire qui a tifare per la formazione di coach Luca Malagoli. Dall'altra parte c'è Federico Franceschin in panchina, coadiuvato da Marco Maran. Oh Mario, il ritmo gara è quello da corri e tira, Non ha pause, sì, cercano sempre il contropiede e la conclusione il prima possibile. Le percentuali non sono tanto alte, ma insomma vediamo. Federico anche che riesce a correre nonostante i suoi 39 primavere. Magari i giovani facessero quello che fa lui. Ma guarda, parlavo prima della partita con Luca Malagoli che ha subito un'operazione chirurgica da poche ore e mi ha detto: oggi devo stare tranquillo, devo stare seduto, non mi devo muovere, devo fare attenzione, ho ancora i punti freschi, sto seduto in panchina. Dopo 30 secondi era già lì in piedi che saltava, che si muoveva. Un allenatore non può stare seduto in panchina, se no sta a casa sul divano e vede la televisione, altrimenti non può stare a fare l'allenatore, deve cambiare hobby o professione. Comunque il San Daniele è riuscito ad andare in contropiede, sta difendendo molto bene. Codroipo forse per adesso non ha preso la partita secondo la sua possibilità. Polo, involatosi in contropiede dopo il recupero difensivo, a livello fisico credo che nessuna formazione in Serie C Silver possa competere con la Blue Energy, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, perché se San Daniele ha un pivot come Bellina, ma ci sono altre formazioni, non so, Cordenons per esempio, c'è Luca Marella, piuttosto che altri ottimi lunghi, è sugli esterni che Codroipo fa la differenza, perché Munini, Miani, piuttosto che Spangaro 1,97, anche se è giovane. Ha un quintetto Codroipo con un playmaker di 1,97. Possono mettere dentro 5 giocatori vicini ai 2 metri, che in C2 penso siano una mosca bianca. Munini, a proposito di lusso per la Serie C Silver, Gaspardo tiene il contratto. Venaluzzo, step back, fade away da parte di Giovanni Venaluzzo. Gran canestro da parte di un giocatore che quest'anno ci ha già fatto vedere lampi di talento incredibili. Soprattutto Venaluzzo è uno che nei momenti chiave è capace di fare la differenza, cosa non scontata e mai banale per quanto riguarda un giocatore di basket, specie giovane come lui. Fallo fischiato dal signor Penzo ed ecco che entra uno dei veterani a disposizione di coach Franceschin, vale a dire Francesco Accardo. Giocatore che ha militato in categorie anche superiori, addirittura in Serie B2 con Conno di Rosazzo, poi me lo ricordo a Spilimbergo, a Tarcento, per cui provata esperienza anche per lui, mentre Luca Malagoli manda in campo Capitancella al posto di Leo Colutta, che ha un problemino al nervo sciatico, qualcosa del genere. Secondo me un colpo di freddo non riscaldato bene e Leo è costretto a tornare in panchina. Diciamo che per San Daniele è una situazione sfortunata, contiamo che Leo possa ritrovare il suo posto sul parquet. Trevisan ribaltato per Gaspardo, Munini va a prendere il post basso dopo il taglio flash, se la gioca con Bortoluzzi, arriva Trevisan per il catch and shoot da 3 punti, a rimbalzo difensivo c'è il fallo di Pellarini che fisicamente è il più piccolo di tutti, deve cercare di arrangiarsi come può contro i Marcantoni Codroipesi, trattiene per la maglietta l'avversario e vai Lunetta, anzi no, regala il possesso offensivo alla Blue Energy. È uscito Polo ed è entrato Alessio Jackel con il numero 17. Munini in avvicinamento, Munini quando fa queste cose è immarcabile anche in Serie B, figuriamoci in Serie C Silver. È un giocatore di B
che gioca in C2, questa è la realtà, anche se ha 33 anni, ma 33 anni oggi non si è assolutamente vecchi, perché si ha ancora minimo 5-6 anni e Federico Bellina lo dimostra, che quest'anno poi ha un minutaggio dai 30 ai 35 minuti e tiene bene il campo. Tra l'altro Munini è anche un lusso, non solo perché è chiaramente un giocatore di un livello tecnico superiore, ma è anche uno che puoi mettere in difesa su almeno 4 tipi di giocatori, perché ti difende dalla guardia al pivot con estrema efficacia e quindi regala a Federico Franceschin delle variabili tattiche, delle soluzioni assolutamente complicate da gestire per gli avversari. Rimbalzo di Pellarini, 3 minuti e 30 secondi al termine del primo quarto. Bortoluzzi. Bortoluzzi contro Munini, duello visto e rivisto 1000 volte anche a livello giovanile ai tempi della Snyder. Bellina, fadeaway, Bellina, la classe di Federico Bellina. Prova a rispondere Gaspardo dal post basso, trova Munini che tira sulla testa di Cella e qui è mancato l'aiuto dal lato debole da parte di Codroipo. Pellarini prova ad accelerare. Tanto ringrazio anche Michele Marello che ci sta fornendo le statistiche in tempo reale. Bortoluzzi da 3 punti di tabella. Questa è la classificazione alla Michi Bortoluzzi. Prima che tirasse ero già sicuro che segnava. Adesso altro break San Danielese con Bellina che partecipa alla transizione offensiva. Arriva rimorchio Zachary che si invola a canestro. Il passaggio assist per Cella, stoppato dalle lunghe chele di Miani, che poi dall'altra parte sbaglia il jump dai 6 metri e 70. Valeva 2 se avesse segnato. Con la Bortoluzzi attacca a Cardo. Bortoluzzi arriva al ferro e sbaglia anche perché è spaventato dall'arrivo di Munini. Benaluzzo a Cardo, 14 chi difende, 14 chi attacca, 17 per chi difende. No, al contrario, Codroipo sta vincendo di 3, sto perdendo colpi. Pure io, Mario, avvisami quando sto dicendo delle cose che non vanno bene. 7 Codroipo, 14 San Daniele. Meritatamente San Daniele rimane in partita, questa è un'ottima notizia, perché altrimenti la partita non aveva senso. E invece San Daniele lotta con le unghie, con i denti. Adesso Zaccheli ha 2 tiri liberi a disposizione, può arrivare a -1. Speriamo. Sì, ovviamente per chi ci stesse ascoltando da casa o davanti agli schermi, Mario Colonnello è, diciamo, molto legato all'ambiente sandanielese, possiamo dirlo, Mario. Anche perché io tengo sempre per i più deboli. Stasera sono onestamente i sandanielesi sono nettamente più deboli del Codroipo. Ok, Mario Colonnello, ricordiamo allenatore benemerito, però guarda che torniamo sull'argomento della tua tessera. Alessio Zacchel segna il primo personale a sua disposizione. Un minuto e 6 secondi allo scadere del primo quarto. 17-15 per Codroipo, che ha in lunetta Claudio Munini. Io stavo seguendo anche le statistiche qua in tempo reale e ci sono già 6 punti per Bellina da una parte, ce ne sono 7 di Munini che sbaglia il tiro libero, 6 di Benaluzzo per Codroipo.
Siamo nell'ultimo minuto del primo periodo. Altro fallo da parte della difesa codroipese. Potrebbe essere anche questa una delle chiavi tattiche interessanti, Mario, perché per una squadra come San Daniele gravare di falli Codroipo e tenere il ritmo lento, prendendo punti a cronometro fermo ai tiri liberi, a questo punto sta lucrando -2. Difatti non mi sarei mai aspettato, dico la verità, che San Daniele quasi alla fine del primo quarto è -1. Speriamo riescano a mantenere fisicamente, perché purtroppo c'è più di qualcuno che ha passato i 30 da un bel po'. Speriamo, anche per la bellezza della partita. Spanghero ribaltato per Miani, che si avvicina a canestro bruciando sul primo passo un piuttosto scarico Alessio Zaccheri, e lì Mario l'insegnante di mini basket dovrebbe andare da Alessio e dirgli: Alessio, devi stare più basso sulle gambe, col baricentro basso. Ok, ho capito, so che sei d'accordo con me. In lunetta con i tiri liberi Miani, che è un talento pazzesco, secondo me è un giocatore che, se continua così, data la giovane età e le possibilità che si ritrova, dovrebbe arrivare almeno ma in Serie B, ma dico almeno, perché deve puntare ad arrivare in Serie A un giocatore di questo livello. Sono perfettamente d'accordo, speriamo. Penso che a questo punto dipenda solo da lui, perché gli allenatori buoni ce li ha, le qualità le ha, talento anche, perciò dipende solo da lui. Nel frattempo non vale il canestro di D'Antoni, perché c'era un fallo precedente chiamato allo stesso Miani. Intanto nelle fila della Blue Energy è entrato anche Gigi Mozzi col numero 18, altro giocatore ben sopra i 2 metri. 32 secondi 9 decimi allo scadere del primo quarto. D'Antoni in lunetta con i tiri liberi, con San Daniele sotto di 2, 17-19. Segna il secondo personale su disposizione. Il Michelaccio resta a -1, 18-19. Spanghero attacca al canestro. Mozzi a rimbalzo offensivo nel cuore dell'area. Si resta lì con la generosità anche di Domini. Poi interviene pure Cella sulla palla vagante. La legge del possesso alternato favorisce il Michelaccio. E dunque favorisce Codroipo. Sì, chiaramente c'è la freccia rossa su sfondo rosso, perché io vedo lo sfondo del parquet rosso e quindi non riesco a definire la freccia. Comunque possesso per la Blue Energy, 14 secondi, ci sono 4 decimi di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello della partita, quindi sostanzialmente la formazione di Franceschini può andare fino in fondo. Attacca Miani, poi Spanghero che invece che tenere il pallone alto si mette a palleggiare, si ritrova comunque il pallone in mano, deve andare a tiro perché sta per scadere il tempo. E sulla sirena del primo quarto si inventa un canestro assolutamente spaccagambe per il morale del Michelaccio, che aveva difeso in maniera eccezionale, e invece con una magia di Spanghero alla fine del primo quarto, Miani alla fine del primo quarto manda avanti di 4 la Blue Energy. Mario, dopo 10 minuti, gara intensissima, però abbiamo una partita, è già una notizia. Difatti sono molto contento per adesso, e speriamo che il proseguo della partita non mi smentisca, perché non pensavo ci fosse questo equilibrio che c'è stato fino adesso. La prova è che se l'ultimo tiro, che è un tiro così lanciato alla cieca verso canestro ed è entrato, è pura fortuna. Per il resto San Daniele sta lottando su tutti i palloni, cerca di sopperire alla minor prestanza fisica e anche alla minor prestanza atletica, insomma in tutti i modi, e per adesso ce la fa, insomma, stare in partita. Speriamo rimanga, tutto qua. Mario, accendiamo un attimo l'icona tessera di allenatore benemerito, perché lo so che tu non vuoi, ma io voglio, e quindi sono io telecronista e decido io di dirlo. No, in realtà la soddisfazione tua immagino che sia tanta, no? Perché entri in un club abbastanza ristretto. Sì, la soddisfazione è tanta, sì, perché non me l'aspettavo proprio. Sono molto felice, però bisogna stare con i piedi per terra, è un riconoscimento che ti dà anche delle responsabilità quando parli, quando vai nelle palestre, quando parli con altri allenatori.
rimane il fatto che chiaramente non posso non essere soddisfatto, insomma, ecco, di essere un allenatore benemerito. Speriamo che di dimostrarlo anche quando ha l'occasione di parlare di pallacanestro, di andare in palestra a vedere gli allenamenti, eccetera, eccetera, insomma. Complimenti di nuovo a Mario Colonnello. Nel frattempo sono arrivate le statistiche grazie a Michele Marello, e allora il Michelaccio sta tirando con 5 su 13 dal campo, 8 su 22 per Codroipo, e anche qui si capisce bene il tipo di partita che stanno giocando le due formazioni, perché Codroipo ha quasi il doppio del numero di possessi che ha a disposizione il Michelaccio, e quindi se il Michelaccio, già avendo più o meno metà dei possessi in attacco, tira anche con percentuali poco efficaci, ritrovarsi solo a -4, anzi a -1, perché Michi Bortoluzzi ne mette 3, è tutto oro che cola per i padroni di casa, vero Mario? Sì. È proprio così, ripeto, la cosa importante e la cosa che deciderà se la partita continuerà sul filo dell'equilibrio sarà la tenuta fisico-atletica e mentale, che non guasta, dei giocatori di San Daniele. Tiene il perno Miani e ne mette altri 2 con le lunghe chele che si ritrova. Ha fatto un miracolo a rimanere in equilibrio. Cella accelera, Bellina prova di baltare il lato, ma non c'è spaziatura nell'attacco del Michelaccio, deve inventare fuori dai giochi, fuori ritmo. Bortoluzzi, un tiro da 3 che non va a segno. Post up di Mozzi. E poi c'è una deragliata di Cella, che quando può galoppare in contropiede così è capace anche lui di tutto. O va a canestro oppure combina una cellata come questa che costringe alla palla persa il team di Luca Malagoli. 8:48 al termine del secondo periodo. San Daniele 24 per la Blue Energy. Bortoluzzi contro Accardo. Cella, il post up di Bellina. Domini, Bortoluzzi attacca il canestro, voleva servire Domini, che poi recupera anche il possesso. Bravo Domini, e quindi ancora un attacco per San Daniele. Bellina forza la situazione, ancora Domini, lotta con Venaruzzo, anzi è il numero 6 Alessandro Rizzi, e in questo caso la legge del possesso alternato favorisce San Daniele, quindi possesso in zona d'attacco per i padroni di casa sul 21-24. Bellina, Bortoluzzi, sul quale sta facendo un gran lavoro difensivo Spanghero. Bortoluzzi riesce a trovare un tiro da 3 sul quale interviene Cella, abile a sfruttare l'indecisione sul tagliafuori del numero 6 Rizzi, e Cella, l'esperienza diciamo da istinto di giocatore da playground, da campetto, riesce a lucrare 2 tiri liberi. Meno 2 per San Daniele, 22-24. Resta meno 2. Rizzi. Gaspardo, non c'è opposizione da parte di Bellina. Gaspardo però uccide le mosche del Palafalcone Boltellino senza arrivare al ferro, e c'è un time out chiesto da Federico Franceschin, che vede i suoi con un motore leggermente grippato, secondo me, perché Codroipo non ha ancora trovato il ritmo giusto per questa partita. Non so se sia merito della pallacanestro molto rusticana del Michelaccio, oppure una situazione proprio in cui Codroipo fa fatica a giocare di suo.
Ma San Daniele sicuramente lo ha sorpreso un po' Codroipo con l'aggressività difensiva e non l'ha mantenuta per 1 minuto o 5 minuti, ma la sta mantenendo dall'inizio e rimane impartito. Codroipo probabilmente era convinto di riuscire a prendere un cospicuo vantaggio, non è mai riuscito a farlo e San Daniele è sempre lì attaccato e sta mordendo, sta cercando con il bello, il brutto, tutte le energie che ha per rimanere in partita. Fino adesso è stato premiato, il Codroipo invece non ha fatto vedere assolutamente il potenziale di squadra che è. Mario, tu che hai, perdonami, anche un po' di memoria storica, qui a San Daniele c'è sempre stata la cultura della pallacanestro, ma fino ai tempi proprio dei lontani anni 70, immagino, vero? Sì. San Daniele è stata negli anni 60 è nata come società di basket e una volta raggiunto la C1 è sempre rimasta in C1 per tantissimi anni, poi qualche anno fa ha dovuto ridimensionarsi e andare in C2, però è una realtà veramente importante. Se si pensa che un paese come San Daniele, che ha 8.000 abitanti, a mini basket sono oltre 100 bambini. Poi la cosa importante è che finalmente hanno cominciato a fare delle collaborazioni con Maiano, con Gemona soprattutto, con Tolmezzo, altrimenti nessuno da solo va da qualche parte. Questa è la loro forza e speriamo continuino a farlo. Ciò non toglie che Codroipo stesso però ha anche tanti giovani, anche in prospettiva, può sicuramente, loro puntano a tornare in C1, vorrebbero tornare in C1, Pordenone permettendo. Ha tutto vantaggio dell'interesse per il campionato, sì, campionato che credo mai come quest'anno, almeno nelle ultime stagioni, mai come quest'anno è stato livellato verso l'alto. Sono 6 formazioni come minimo, un qualcosa in più hanno sia Pordenone che Codroipo, però ci sono 5-6 formazioni che sono più o meno alla stessa altezza, da Latisana a Bor, a San Daniele, a Sacile, a Spilimbergo, insomma non era mai così, c'erano sempre 2 tronconi, adesso no, sono 10 squadre, lasciando stare le 2 big che fanno secondo me il campionato a sé stante e si giocheranno loro 2 la promozione, le altre insomma sono squadre che possono vincere e possono perdere. In attacco la Blue Energy Codroipo sul punteggio di 24 pari a 7 minuti e 20 secondi al termine del secondo periodo. Spanghero, passaggio schiacciato verso Gaspardo, sulla linea di fondo, deve rivedere qualche meccanismo difensivo Malagoli perché troppo spesso manca proprio la collaborazione difensiva della seconda linea difensiva. Altro tiro forzato che spedisce in transizione d'attacco la Blue Energy e Gaspardo, assist per Accardo col più facile dei terzi tempi, uno dei canestri più facili della carriera di Francesco Accardo che è arrivato a quota, no, sono i suoi primi 2 punti. Dall'altra parte c'è il fallo di Rizzi su Cella. Cella è questo, nel bene e nel male, però quando gli dai la palla e lui punta a canestro, è una specie di caterpillar a 4 ruote motrici che va, o lo fermi così con un fallo oppure lui va a canestro. Sì, d'accordo, però bisognerebbe anche guardare un po', si chiama visione periferica ed è fondamentale e importante, bisogna vedere se ho un compagno libero a cui devo passare la palla. Non esiste per me come allenatore che uno tenga la palla a 24 secondi e vada a tirare lui, la palla deve sempre essere passata, sempre. È rientrato anche Polo assieme a Pellarini nelle fila del Michelaccio, mentre è rientrato Munini nelle fila del Blue Energy Codroipo. Cella, Polo attacca il canestro, subisce il fallo di Miani che invece secondo me aveva posizionato addosso, era più fallo di Spangaro che stava accompagnando Polo verso il canestro. Per dirti la differenza d'altezza, Polo, che è il pivot o comunque il numero 4 del San Daniele, è alto esattamente come Spangaro, che è il playmaker della Blue Energy Codroipo. Permettetevi di salutare anche il presidente della Blue Energy Codroipo, Sergio Lena, che se non lo saluto poi si arrabbia, allora lo cito. Sergio, ti ho citato in modo tale che poi non vieni a rinfacciarmi il fatto che non ti ho salutato. Sergio Lena, da poco presidente del sodalizio codroipese, dopo gli anni di gestione del presidente Faggiani, che salutiamo. Pellarini, Bellina da 3 punti,
E la Michelaccio San Daniele resta in parità, quota 28 sull'asse Pellarini-Bellina. Asse play pivot da sogno. Accardo alto basso con Gaspardo che si mangia uno di quei canestri che avrei segnato anch'io. Po' di sufficienza per Davide Gaspardo. Cella da 3 punti, manca close out Spangaro, Cella però non punisce. Bellina, rimbalzo offensivo, regala un extra possesso al Michelaccio San Daniele. Pellarini, Pella perde la palla, Cella da 3 punti, ce la ritrova in mano, poi sbaglia pure lui il tiro dai 6,75. Siamo alla metà del secondo quarto. Gaspardo contro Bellina, 1 contro 1 in post basso, c'è il raddoppio difensivo di Polo che però lascia sguarnito il lato debole. Pellarini si accorge tardi del taglio di Miani, bravo ad arrivare all'appuntamento con l'assist di Gaspardo. Più 2 Codroipo, 28-30, 4,53 al termine del secondo quarto. Bellina contro Spangaro, Bellina. La classe di Federico Bellina, la mano morbida del lungo di Gemona, tiene in parità l'incontro sul 30-30. Gaspardo rincula verso canestro, poi va di gancio. La difesa di Bellina è molto ecumenica. Bunini punisce Uccella, stranamente pigro a livello difensivo. Non l'ha presa bene Malagoli, che però ora applaude questo layup di Miki Bortoluzzi. Non c'è un attimo di pausa. 4 minuti e 3 secondi al termine del secondo quarto. 32-33, più 1 Codroipo, diventa più 3 con questo canestro in palleggio destro di tiro di Francesco Accardo. Uno stanchissimo Federico Bellini. È rientrato intanto Zaccheri al posto di Bellina e Pellarini è in lunetta con 2 tiri liberi. Segna solo il secondo a sua disposizione del Pella. Intanto nella Blue Energy rientra Giovanni Venaluzzo. Venaluzzo che secondo me è l'autore del canestro più spettacolare del campionato fino a questo punto, quella tripla con cui ha affossato il sistema basketball Lenone, la Winner Plus, nello scontro diretto di Codroipo. Bunini in post basso è un professore universitario di movimenti, di 1 contro 1. Zaccheri, Cella accetta il cambio difensivo Gaspardo, che tanto Munini può tranquillamente tenere. Zaccheri, bravo Alessio sul movimento, sul giro dorsale in post basso. Munini scarico sulle gambe. 2 tiri liberi per Alessio Zaccheri, con Codroipo avanti di 4. Solo 1 su 2 per il giocatore del Michelaccio. 34 San Daniele, 37 Codroipo in attacco. Munini, difesa sempre individuale per la formazione di Luca Malagoli. Accardo allo scadere dei 24 secondi. Il rimbalzo offensivo è per Gaspardo, che poi se la gioca 1 contro tutti. Subisce il fallo di Cella. Fallo fischiato a Cella.
chiama time out Franceschin a 2 minuti e 49 secondi al termine del secondo periodo. Più 3 per Codroipo. San Daniele resiste ancora, affrontando faccia a faccia la ben più quotata e corazzata codroipese. Mario, adesso guardavo che Munini 13 punti, Bellina 13 punti. Sono loro che stanno spiegando basket da una parte e dall'altra. Secondo me la vera differenza, questo risicato più 3 per Codroipo, la fa la migliore percentuale al tiro da parte di Codroipo, perché il discorso del numero di possessi che facevamo prima è rilevante in questo senso. E Codroipo, percentuale di San Daniele, certo. Sì, ma San Daniele ha sbagliato anche delle cose che poteva non sbagliare, perché aveva recuperato qualche pallone in difesa, era andato anche in attacco, ma invece di giocarla ha fatto un po' di caos. Se passava di più la palla probabilmente riusciva anche a fare dei buoni canestri, come il Cella che ha perso 2 palloni consecutivi senza passare la palla al compagno. La palla va passata, se ho 2 difensori addosso, ce n'è uno libero, devo cercarlo e passargli la palla. Federico Bellini è stato un fenomeno, perché è stato in campo fin dall'inizio ed è appena uscito, e speriamo rientri un po' riposato e che nel frattempo il San Daniele riesca a mantenere contatto con il Codroipo. In lunetta David Gaspardo segna il primo personale a sua disposizione. Io ripeto che a ritmi altissimi è molto favorita Codroipo, perché chiaramente il San Daniele non può durare 40 minuti di corri e tira, anche se non ha neanche tutti i cambi che ha Codroipo. Codroipo ha 9 giocatori allo stesso livello, San Daniele no, è impossibile. Bortoluzzi, Zachelin post basso vincula con Accardo che tiene il contatto. Questo era un fallo però era un fallo di Davide Gaspardo, perdonato dagli arbitri, ma questo è assolutamente fallo. Se vale il principio del cilindro di gioco. Munini è rientrato anche Trevisan. Accardo catch and shoot da 3 punti. Gaspardo recupera il rimbalzo offensivo. Venaluzzo, ancora Accardo, ci riprova, sbaglia anche questo, però resta in zona d'attacco la blu. No, l'arbitro Penzo invece stabilisce che l'ultimo a toccare la palla prima che fosse uscita dal campo è stato David Gaspardo. E quindi come potete vedere soffre tremendamente a rimbalzo San Daniele, perché dovrebbero tutti 5 fare un tale fuori fortissimo e si dimenticano perché sono troppo più deboli. Il marchio del Pella, palleggio, arresto, tiro, vale 2, però mette in partita Thomas Pellarini che fino adesso ha fatto un po' di fatica. Questi tiri però non li sbaglia mai, può essere anche in giornata no, ma il Pella questo palleggio dall'esso tiro andando a sinistra non lo sbaglia mai. Più 3 Codroipo in attacco con la rimessa di Venaluzzo. Munini, difesa sempre individuale tra l'altro per Malagoli, che potrebbe anche, penso che avrebbe anche il diritto Malagoli di mettersi un po' a zona per salvaguardare la tenuta atletica dei suoi, ma penso che anche non sia nelle corde del tecnico udinese accontentarsi di questo, anche perché sta tenendo bene in difesa con questo rimbalzo di Polo che carbura la transizione offensiva. Pellarini, Bortoluzzi, sì. Bortoluzzi da 3 punti, sbagliato, rimbalzo per Accardo che poi fa viaggiare in contropiede Gaspardo, resiste al contatto, segna con il fallo di Bortoluzzi che regala anche il tiro libero aggiuntivo a David Gaspardo. Queste disattenzioni San Daniele non può permettersi, perché Gaspardo non può andare in contropiede da solo, non esiste proprio. Attenzione. Segna il tiro libero aggiuntivo David Gaspardo, fratello d'arte. Pellarini, 2 punti. Ve l'ho detto, palleggio a sinistra e sospensione, il marchio del Pella, sono sempre 2. Meno 4 per il Michelaccio, 38-42. Munini in post basso,
cerca di sfruttare il suo mismatch favorevole contro Cella, che gli regala chili e centimetri. Accardo continua a spadellare da 3, ma i rimbalzi offensivi sono sempre per la Blue Energy, che sfrutta il senso della posizione e l'istinto per il canestro di Claudio Munini. E questo è un fallo di Accardo, che si è spostato all'ultimo momento per ostruire la via del canestro a Pellarini. Com'è come non è, servivano i punti di Pellarini a San Daniele, i punti del Pella stanno arrivando e il Michelaccio rimane in partita. 38-44, 38 secondi al termine del secondo periodo. 2 tiri liberi per Thomas Pellarini, mentre Franceschini rimanda in campo Spanghero al posto di Accardo. (39-44) il punteggio, 38 secondi 3 decimi alla fine del primo tempo. 2 su 2 di Pellarini, il suo ottavo punto, meno 4 per San Daniele. Gaspardo, Munini, assist delizioso per Spanghero che scalpella l'opera d'arte. Ancora Pellarini, vuole un tiro Malagoli, ultimi 12 secondi questo primo tempo. Qui Pellarini aveva segnato. Ingenuità clamorosa del numero 8 di San Daniele, che quando si porta un blocco bisogna stare immobili. Mancavano 15 secondi con la palla in mano, non è maniera di perdere la palla questa. E quindi si regala ancora il possesso, ma Polo si fa perdonare l'errore andando a sbagliare il sottomano rovesciato. Venaluzzo da 8 metri, poco manca che segni anche allo scadere di questo quarto. Fatto sta che le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di il Michelaccio 40, Blue Energy 44. Una partita molto sentita, una bella sfida, molto intensa. Per il momento squadre più o meno si stanno equivalendo, più 4 Blue Energy. Noi adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con l'inizio del terzo periodo. She took her best shot. She gambled everything. And when the rain dropped, I treaded carefully. And from the west side, I see magnetically. We were a weapon without a killer. Leaving me now forever, ever. You're out of my life for a good night. I've never felt so much better. I've never felt so much better. È iniziato il secondo tempo di Blue Energy Codroipo in casa del Michelaccio San Daniele, 40-44 più 4 per Codroipo al termine della prima parte del match. Quintetti per San Daniele, quello classico, c'è Pellarini, Bellina, Bortoluzzi del quintetto base e poi Cella e Zaccheli, mentre Codroipo in campo con Gaspardo, Trevisan, Miani, Venaluzzo e Munini. Bellina enciclopedico in post basso e passi di Gaspardo non fischiati. Ancora Bellina rimbalzo, subisce il fallo di Miani. Quarto fallo di Miani, dunque
San Daniele palla in mano e -2 a 9 minuti e 20 secondi al termine del terzo periodo. Cella, Pellarini, Bellina, scarica nella Cella che ha un'indecisione fatale. Munini gli blocca la strada allo scadere dei 24 secondi. Bellina da 3 punti sbaglia, rimbalzo per Miani. Gaspardo, solita azione di forza contro Bellina. Alla fine la palla torna a Venarusso, mancano 6 secondi e dopo non ha ancora combinato niente. Venarusso butta via il possesso sull'aiuto di Bellina. Adesso Cella cerca di rallentare anche un po' il ritmo, poi cambia velocità attaccando il canestro, non riesce a superare lo sbarramento impostogli da Miani. Munini nell'angolo per Trevisan, il jump di Larry sbagliato pure questo. E sempre -2 per San Daniele, con Zacheli che tenta il backdoor sulla buona imbeccata di Bortoluzzi, ma si chiude la linea difensiva a Codoi Pese. Miani, Venaluzzo da 3 punti, poi si vicino al canestro Venaluzzo. Ancora Bellina che sta difendendo, sta chiudendo ogni varco in attacco. Bravo anche Zachary a recuperare il possesso. Pellarini segna con... non vale il canestro di Pellarini. Questo è il quinto fallo. No, il fallo è di Trevisan. Però qui mi deve spiegare che cosa ha visto l'arbitro Lunardelli per non convalidare il canestro di Pellarini, perché me lo devi spiegare, Mario. Lui ha visto che Pellarini era ancora in palleggio, invece non era vero, tutto qua. Ma l'arbitro ha sempre ragione, come tu ben sai. Pellarini palleggia il tiro di tabella, canestro del Pella. Vale 2. Però sono anche i punti della nuova parità, quota 44, 7 minuti e 12 secondi alla scadere del terzo quarto. Munini vuole il post-up di Miani contro Bortoluzzi. Miani si gira, si volta, gran difesa di Bortoluzzi e poi Cella è l'ultimo a toccare sull'efficace azione di Gaspardo. Poi si addormenta la retroguardia sandanielese, ingenuità colossale di Zacheli e Pellarini poi cala la mannaia e commette fallo su Munini che va in lunetta con 2 tiri liberi. Munini sbaglia il tiro libero aggiuntivo. Era canestro valido quello di Munini. 44 per chi attacca, 46 per chi difende. In attacco il Michelaccio San Daniele. Pellarini vuole il post-up di Zacheli. Gran movimento di Alessio Zacheli. Sembrava James Worthy ai tempi dei Los Angeles Lakers. Parità quota 46. Gran partita fino a questo punto, da sotto l'aspetto delle emozioni. Trevisan vede il taglio di Venaluzzo che poi ha poca energia per il jump da centro area. Pellarini, Bortoluzzi vuole ancora Zacheli contro Trevisan, sbuttano, tenta la sensazione di prima, poi Alessio prova il fade away, sulla palla si avventa Munini, paio di contatti ai quali resiste e poi segna in faccia a Federico Bellina un canestro di classe pura. Quindi respinto primo tentativo di sorpasso da parte di San Daniele e questo è il quinto fallo di Miani al quale sfugge Bortoluzzi. Al posto di Miani entra Spangaro.
esce anche Trevisan e quindi fa il suo ritorno sul parquet anche Francesco Accardo. Zacchelli contro Munini, ancora 1 contro 1 di Alessio, l'aiuto di fisico di Spanghero dal lato debole, poi già dall'altra parte il giocatore codroipese si schianta contro il muro difensivo eletto da Bellina. Pellarini carbura la transizione offensiva, ma rientra bene anche Codroipo e allora Pella sbaglia il palleggio del suo tiro, si rammarica. Accardo, Spanghero da 3 punti non va, rimbalzo offensivo di Venaluzzo sul mancato tagliafuori di Pellarini. Accardo decide di giocare e di ragionare con Munini che chiama al pick and roll alto Gaspardo e poi decide di uccellare la difesa sanenellese con questo tiro da 3. Quinto punto, anzi settimo punto di Claudio Munini in questo terzo quarto. Per lui i punti sono 22 totale. Fallo di Venaluzzo ai danni di Pellarini. Mario, 4:39 alla fine del terzo quarto. Codroipo più 5, un vantaggio costruito tutto da Munini praticamente. Perché gli altri stanno facendo fatica. Fa fatica anche San Daniele, però, perché in difesa si sta aprendo qualche varco di troppo. C'è un calo di attenzione secondo me da parte del San Daniele nella metacampo di difesa, perché loro hanno segnato sempre mai su primo tiro, ma su prima intenzione di segnare, tranne Munini. Gli altri invece no, perché? Perché sono più deboli e hanno meno attenzione, devono stare molto più attenti, perché essendo anche fisicamente più deboli, purtroppo devono aumentare di molto la concentrazione in difesa, cosa che fino adesso non è avvenuta. Grazie a Mario Colonnello, ancora Munini, ancora da 3 punti, stavolta sbaglia. Break sandanellese con Bortoluzzi che attacca il canestro deciso. E qui invece è un fischio con il quale sono d'accordo, con l'arbitro Lunardelli, perché Accardo aveva posizione legale a quel punto ed è stato il giocatore sanenelese a sbracciare con il braccio. Perfettamente d'accordo, l'unica cosa è che dovrebbero ricordarsi di fischiarlo sempre agli attaccanti, non può aiutarsi con il braccio, con le spalle o perché pesa 10 kg di più. La tecnica, cosa che oggi non ce l'ha più nessuno. Accardo sbaglia il tiro da 3 frontale, 4 minuti allo scadere del terzo quarto, più 5 per chi difende. Bortoluzzi ancora contro Accardo. Bortoluzzi passa il tiro, arriva Munini a oscurare la vallata e poi sulla ripartenza in transizione c'è il fallo di Fabrizio Polo. Anche in questo caso è la seconda volta che Polo commette un fallo vanificando un'azione come il blocco offensivo in attacco di prima, a palla lontana. Sono errori questi che si rischia di pagare, anche perché adesso a 3:48 dallo scadere del terzo quarto Codroipo che a più 5 ha la palla per provare ad allungare. Accardo ribattagliato per Spanghero che attacca il canestro, si butta dentro, ma anche in questo caso allora qui Lunardelli mantiene il suo metro e quindi come prima dice che non è valido e fin qua siamo d'accordo. Il problema è che il canestro dovrebbe essere valido, perché se non c'è continuità di azione qua, lo so, ma sbilanciati, caspita, sennò cosa ti faccio? No, l'arbitro ha visto il giocatore ancora in palleggio, tutto lì. Cioè si può essere favore o contro, lui ha visto il giocatore che era ancora in palleggio ed è per quello che non ha dato buono il canestro. Nel frattempo vediamo gli aggiornamenti dagli altri campi con la vittoria della Vis Spilimbergo in casa della Villa Lancia Lattisana. Vi do anche il risultato: 69-75, Spilimbergo vince la Tisana 69-75, mentre l'Inter Meccodenose è andata a violare Guardiella vincendo in casa del Bo Trieste la Bodadesca per 75-92. Bella vittoria della V Spilimbergo, sì. Tu che conosci bene anche l'ambiente di Spilimbergo, Mario,
questa può essere una vittoria, uno scontro diretto in trasferta importante. È importantissimo Spilimbergo, sì, perché dopo San Daniele Spilimbergo poteva avere anche un contraccolpo e invece si è ripreso subito, vincendo la grande le 2 partite dopo la batosta di San Daniele. Accardo in transizione dopo il tiro sbagliato da Pellarini. Spanghero attende il posizionamento dei suoi. Luca Malagoli ha però chiamato la difesa a zona 2-3 e mi aspettavo che lo facesse prima o poi. Infatti indeciso Rizzi, sbaglia, Spanghero rimbalzo offensivo. Ancora Munini che finta il tiro da 3, poi va in avvicinamento, subisce un fallaccio da parte di Pellarini che non va giù certo per il sottile. Non c'è animosità chiaramente tra i due, ma sono altri 2 tiri liberi per Claudio Munini. Punteggio che da tempo è inchiodato sul 46-51. E qui adesso Federico Franceschin, che da playmaker, da giocatore era regista di fosforo, cerca di spiegare al suo giovane playmaker Rizzi cosa fare contro la zona. Rizzi, giochi da almeno da 6-7 anni, devi accorgerti che questa è una zona 2-3 o no? Adesso ha la fortuna di non chiamare neanche minuto perché ci sono tiri liberi, così può catechizzare il suo ragazzo e vediamo se ha capito qualcosa dopo. Claudio Munini lunetta con i tiri liberi. Si è visto subito, era partito male già dal movimento del polso. Segna il secondo personale, più 6 per la Blue Energy, 46-52. Bortoluzzi, palla tocca il piede di Accardo e quindi riciclato a 14 il cronometro dei 24. No, perché in realtà ce ne sono 15, quindi si rimane così. Io mi ricordo, Mario, che venni qui a San Daniele nel lontano 1980 a Ischia a giocare la finale propaganda tra la mia UBC con Giacomo Galanda e compagni e il San Daniele di Edi Tapacino. C'era bella partita e il cronometro non funzionava neanche quella volta là. Com'è? È sempre quello, non sono riuscito a cambiarlo ancora. Purtroppo devono trovare sponsor che non esistono più. Ancora Accardo in attacco, sempre zona 2-3 per Michelaccio. Rizzi a caldo da 3 punti, sbaglia, poi vola rimbalzo Polo. Pellarini fa viaggiare D'Antoni in transizione offensiva. Polo se la gioca contro Munini, appoggia la tabella ma sbaglia. Era una bella iniziativa questa di Fabrizio Polo, purtroppo per lui vanificata dall'errore. Rizzi, Spanghero sul lato debole Gaspardo, che però aveva pestato la linea di fondo e quindi anche in questo caso palla persa in maniera piuttosto banale da Codroipo. E qui saggia mossa di Franceschin, saggia mossa, concede 1 minuto e 33 secondi di effettivo più i 2 minuti della pausa tra terzo e quarto quarto di riposo a Munini per averlo fresco in tutto il quarto periodo. Quindi Codroipo deve ringraziare particolarmente Munini in questo quarto perché è l'unico che ha fatto pentole canestri. Adesso per fortuna 2 punti del giovane D'Antoni, speriamo che riesca a giocare un po' a pallacanestro anche lui perché fino adesso ha dato poco al San Daniele. Accardo sempre in zona 2-3 per Michelaccio, alto basso, fatto bene da Rizzi e Gaspardo, se non fosse che David sbaglia il layup, poi sbaglia anche Bellina e dai corri e tira. L'ho sempre detto fin dall'inizio che a questi ritmi la favorita obbligatoria è la Blue Energy Codroipo. Sorride anche Francesco Accardo che manda a bersaglio David Gaspardo. 33 secondi al termine del terzo quarto, più 6 per Codroipo. D'Antoni, Bortoluzzi a memoria verso Bellina di tocco, verso Polo, poi Bellina sistema le cose, ne mette 2. Chiama ancora la zona 2-3
Luca Malagoli. C'è da asciugare il parquet, anche perché piove a dirotto fuori dal Palafalcone Borsellino e l'umidità. C'è da dire che purtroppo la qualità della pallacanestro messa in campo dalle due squadre nel terzo quarto è calata e di molto, perché se pensate che eravamo 40-44 e siamo 50-54 non occorre aggiungere tanto, è solo questione di tanti errori da tutte e due le squadre. E se ci pensi che i 10 punti di Codolpo ne ha fatti 9 Munini, quindi mentre per San Daniele ha segnato un po' Pellarini e qualcosa Bellina. Boltoluzzi, tap out, finisce qui il terzo periodo con la contesa ancora in equilibrio, 50-54, più 4 per la Blue Energy, che comunque va detto ha tenuto sempre un seppur minimo vantaggio, ma l'ha tenuto. Mario, torno ancora a fare ricorso alla tua memoria storica, perché San Daniele ha sempre sviluppato anche una scuola cestistica ben definita. Intanto ringrazio Michele Marello per le statistiche. San Daniele ha sempre sviluppato una scuola cestistica ben definita. E mi ricordo, ero bambino piccolissimo, ma mi ricordo i vari Toppano piuttosto che Groppo, De Monte. Erano giocatori che sapevi che uscivano da San Daniele perché avevano fisico e comunque buoni fondamentali. Adesso tu intravedi qualcuno che possa ripercorrere quel tipo di tipologia di giocatore? Ma per quello che posso dire io, ultimamente, in questi ultimi anni, San Daniele sta lavorando molto bene con il settore giovanile, con le collaborazioni che dicevo prima. La qualità degli istruttori di minibasket è super. La qualità anche degli allenatori che seguono le squadre under 15, under 18 è buonissima anche quella, ed è un fiore all'occhiello del San Daniele questo. La cosa più importante secondo me è che San Daniele riesca, assieme alle altre realtà della zona, Gemona, Tolmezzo, Maiano, Buia se ci sono, perché da soli non vanno da nessuna parte. Questo è quello che loro vogliono fare e mi pare che riescano, e per adesso il discorso va avanti. Spero che vada ancora più avanti, anche perché Bellina prima o dopo smette, Pellarini prima o dopo smette, più prima che dopo, stiamo parlando di gente vicino ai 40 anni, quest'anno Bellina compie 40 anni, è del 79, ok? Perciò non hanno alternative. Grazie Mario. Se pensi che da quando ho iniziato a fare le telecronache che mi aspetto che Thomas Pellarini si ritiri per venire a fare il commentatore tecnico, prima o poi lo farà, quindi aspetto il Pella qui al mio fianco. Giovane, 38 lui, è giovane, 38 anni lui, è giovanissimo. Ma guarda che, vista la forma che ha, secondo me continua ancora, poi vedremo. No, speriamo di no, dai. Sarebbe utile dietro la scrivania dare delle idee e lavorare, che mancano anche dirigenti oggi, non solo giocatori. Manca tutto, ma i dirigenti soprattutto mancano. Sono al 200% d'accordo con te Mario, intanto Bellina è in lunetta con i tiri liberi. Si prepara sul cubo dei cambi Larry Trevisan nelle fila della Blue Energy Codroipo, che sta vincendo 54-51, che diventa 54-52. Cambio per Franceschini, manda in campo appunto Trevisan al posto di Spanghero. Benaluzzo. Adesso Franceschini va col suo quintetto base e idem dicasi per Malagoli, con l'unica eccezione di D'Antoni al posto dell'infortunato Colutta, perché ci siamo dimenticati dal secondo quarto in avanti che nel Michelaccio Colutta è uscito dopo pochi minuti per un problema fisico. Munini da 3 punti, sbaglia Munini, il pallone è per D'Antoni. Pellarini chiama lo schema 1, 52-54, meno 2 San Daniele in attacco. Boltoluzzi, Polo,
Buona la difesa di Accardo che impedisce il triangolo offensivo sul post-up di Bellina. C'è però poi il fallo di Larry Trevisan, rimessa in zona d'attacco per il Michelaccio. 9 minuti 7 secondi al termine. D'Antoni, Bortoluzzi perde palla ma poi la recupera. Bravo Venaluzzo, bravo a ghermire la boccia. Trevisan da 3 punti, si rivela un assist per Gaspardo. Ci sono ancora 12 secondi allo scadere dei 24 a disposizione della Blue Energy. Venaluzzo da 3 punti, primo ferro e rimbalzo offensivo è ancora per Codroipo, ma poi Bellina riesce a chiudere con un bel lavoro difensivo e a questo punto era stato riciclato a 14 cronometro dell'azione per i codroipesi. Ne hanno 10 a questo punto a disposizione. Munini, Accardo, testa bassa, poi palleggio destro e tiro, si stampa sul secondo ferro. Questo è un fallo in attacco di Gravi Gaspardo che ha spintonato mezza squadra sananielese per andare a prendere questo possesso. Inevitabile il fischio della coppia arbitrale formata da Penzo e Lunardelli che assegna il possesso al Michelaccio. 5-2-5-4 punteggio, sempre meno 2 per San Daniele. Codroipo tiene il naso avanti. Pellarini, palleggio destro e tiro, sbaglia Pella, rimbalzo per Venaluzzo. Tiene Bortoluzzi in difesa, Accardo, Munini, Venaluzzo, extra pass per Gaspardo che sbaglia layup. Chissà perché c'è sempre Federico Bellina nella zona delle operazioni. Pellarini, D'Antoni con sicurezza da 3 punti, col piglio giusto ma sbaglia. Rimbalzo lungo è per Venaluzzo che poi si piglia il tiro da 3 dall'angolo e tiro aperto per un realizzatore come Venaluzzo. È un invito a nozze. Venaluzzo timbra il più 5, 5-2, 5-7. D'Antoni, Pellarini, finisce per le terre Polo a seguito di un contatto su un body check piuttosto ruvido. Gaspardo in contropiede in transizione da 3 punti, sbaglia, vola Polo a rimbalzo difensivo. Bortoluzzi a rimorchio da 3 punti, sbaglia Bortoluzzi, però questo è il suo tiro, non si può fare troppa filosofia su questa scelta perché è un tiro alla Michi Bortoluzzi. Lui si è costruito una carriera con questo tipo di iniziative. Ancora un rimbalzo per Pellarini che è già dall'altra parte, attacca Accardo, Pellarini arriva al ferro e ne mette 2. Time out chiesto da Franceschin. Mario. E comunque nonostante siano abbastanza inguardabili, il San Daniele sia nettamente inferiore ai rimbalzi e anche sul piano fisico e degli duelli individuali è sempre a 3 punti. Ci vuole poco, speriamo, se ci credono fino in fondo, possano rendere la vita difficile al Codroipo, che secondo me fino adesso ha reso molto al di sotto di quelle che sono le sue possibilità. Comunque speriamo che giochino un po' meglio entrambe, perché non si può dire che abbiano offerto una bella pallacanestro in questo scorcio di partita. Sì, perché se ci pensi che il primo quarto è finito sul 18-22, poi 40-44 il secondo quarto e poi il parziale del terzo quarto è 14-13 e alla fine basta questo dato per comprendere e per essere per consolidare l'assunto appena esposto da Mario Colonnello. 6 minuti 15 secondi alla fine. Allora, il parziale del solo terzo quarto era 10-10
e il parziale del solo quarto, quindi di questi 4 minuti, è 4-3. Sì, per piacere, non so cosa stiamo giocando, si chiama pallacanestro, bisognerebbe buttare la palla dentro il canestro, questo è lo scopo, ma quelle due squadre non so se lo ricordano, speriamo di sì. Venaluzzo sempre a zona 2-3, il Michelaccio e San Daniele, Munini ribalta al lato, è diventato anche Spanghero, però Munini fa il boia e l'impiccato per la Blue Energy. Venaluzzo stessa posizione di prima, stavolta sbaglia, rimbalzo dinamico di Bellina che sta spendendo le ultime stille di energia. Si fanno sentire anche i tifosi del Michelaccio e si è messa a zona anche la Blue Energy, mi sembra zona 3-2 però. Gran passaggio di Bellina per il taglio di D'Antoni, taglio intelligente perché è passato davanti al perno difensivo della prima linea del Codroipo. -1 per Michelaccio. Altra rimessa in zona d'attacco. Mario, cosa c'è? Sei polemico stasera? No, polemico, sto dicendo che per la gioia del San Daniele fino adesso il Codroipo attacca malissimo la zona e i tiratori hanno le polveri bagnate. La prova è anche questo tiro qui. Altro errore dalle 6,75 di Spanghero e San Daniele -1 e palla in mano. Pedalini, zona 3-2 con Gaspardo in punta davanti. Polo, Bellina dall'angolo, +1 San Daniele. 5-8, 5-7. Vedi l'intelligenza del giocatore. Zona 3-2, qual è la zona sgranita? L'angolo. Bellina si è piazzato lì, ricezione, canestro. Poi Spanghero, coraggioso, è andato ai piani altissimi sfidando Bellina per andare a realizzare il canestro del +1. Poi San Daniele butta via il contropiede del possibile sorpasso. Adesso è punto a punto, 4 minuti e 20 secondi. Venaluzzo, Munini difende Polo, si sta esaltando nel duello contro Klaus Munini che poi trova con visione periferica il passaggio su Gaspardo che sbaglia il jump. Gaspardo non in grande giornata stasera, torna in difesa individuale la Blue Energy. Bellina, Polo, anche in questo caso molto efficace la difesa di Spanghero che è andato a disturbare il jump di Fabrizio Polo. Gaspardo, l'abbiamo detto, non in giornata, lui puntualmente ci smentisce e quindi tiro da 3 di Gaspardo nel momento del bisogno. 3 minuti e mezzo al termine, +4 Codroipo. Polo alto basso con Bellina, Bellina contro Accardo, Bellina segna col fallo di Accardo. Che giocate da una parte e dall'altra, e adesso la sfida si incendia. Quinto fallo anche per H, costretto a scendere in panchina. E qui mossa tattica di Franceschin che mette in campo Trevisan. Quindi adesso chiavi in mano a Venaluzzo e Munini, saranno loro a doversela giocare contro i San Danielesi, posto che Bellina è in lunetta per il tiro libero aggiuntivo. Sbaglia il personale a sua disposizione, il pivot di Gemona. Venaluzzo, questo fallo è un attacco di Venaluzzo. Poi Spanghero mette libero Munini dalla 6,75, sbaglia Munini. Cella recupera l'imbalzo, poi galoppa il contropiede Cella. E arriva in maniera troppo aggressiva al layup. Munini
vuole il pick dall'alto con Gaspardo. Venaluzzo, Trevisan dall'angolo, Trevisan, Larry, Trevisan, 2 punti, Codroipo va a +4. Canestro molto importante questo, perché è segnato da un giocatore che non ti aspetti, mentre i big fino a questo momento hanno fatto quasi sempre cilecca. Lui mette 2 punti importantissimi che porta Codroipo a +4. Che canestro per Larry Trevisan, che non conoscevamo come tiratore sugli scarichi dall'angolo. Cioè Mario, sembrava Villalta, cioè, catch and shoot, no? Il Villalta di Biauzzo di Codroipo, Larry Trevisan. 2,34 al termine della sfida, +4 Codroipo con un canestro di importanza capitale realizzato da Larry Trevisan. Adesso Michele Marello, che qui sta facendo statistiche, sta cercando di convincerci che quello lì è il tiro di Larry Trevisan. Io vedo Larry giocare da almeno 15 anni, non gli ho mai visto fare un canestro come quello lì. Però ciò comunque non toglie che ha fatto un canestro meraviglioso e soprattutto molto importante. Bravo Larry. Vediamo adesso se San Daniele in questi 2 minuti e 34 riesce a rimanere in partita e non si scioglie come neve al sole. Spero proprio di no. 6-0, 6-4, Pelladini, Zaccheri, triangolo offensivo su Bellina che tiene il contatto, poi anche secondo, poi subisce sul tapping il fallo di Venaluzzo. 2 tiri liberi per Federico Bellina. E questo è esattamente quello che vuole San Daniele, cioè la possibilità di andare a tirare liberi a cronometro fermo per quarto fallo per Venaluzzo. Bellina intanto timbra il falli a 0. San Daniele non ha ancora speso un fallo. Ah sì. Sempre a zona 2-3 la Michelaccio. Gaspardo taglia Munini dal lato debole. Trevisan è fuori posizione. Allora si va con l'1 contro 1 sul 4 di campo per Venaluzzo. Gran difesa di Bortoluzzi. Venaluzzo tira in controtempo fuori equilibrio. A rimbalzo offensivo. Zaccheri si addormenta. Si fa pigliare la palla da Gaspardo, che poi subisce il fallo di Alessio. Il tagliafuori, questo sconosciuto, convegno a cui dovrebbe partecipare più di qualche giocatore nella circostanza. Alessio Zaccheri, lo iscriviamo d'ufficio d'imperio. Gaspardo però sbaglia il personale, quindi mantiene un solo possesso di vantaggio la formazione codroipese. +3 per David Gaspardo. I punti personali sono comunque 17 con 9 rimbalzi. Ora, è vero che abbiamo detto che non era in giornata no, però sbulta il buon David i suoi. Alla fine segna sempre un buon bottino, perché è inevitabile, perché tira tantissime volte. Le percentuali però non sono da David Gaspardo, questo è oggi come oggi, almeno stasera, quello è il discorso. Chiaramente comunque farà sempre il suo, alla fine vedi il tabellino, però non è quello che fa il giocatore che ha giocato una buona partita. Lui questa sera non ha giocato una buona partita. Quindi diciamo che nell'economia del gioco può fare molto meglio. Sono d'accordo con te, mi aspetto sempre molto di più da David Gaspardo. Anche perché dichiaratamente loro puntano ad andare su e con questo David Gaspardo non vai da nessuna parte. Non può giocare Munini da solo contro gli altri, ci vuole una squadra in parte. Ci ricordiamo anche che Codroipo è senza Petrocic, che comunque è un'assenza di grande rilievo, di peso. Nel frattempo siamo negli ultimi 2 minuti, 1,58 al termine, +3 per San Daniele, per Codroipo. San Daniele palla in mano.
Zaccheri sulla virata subisce il quinto fallo di Venaruzzo e adesso sono curioso di vedere chi manda in campo Franceschin. Direi non ha altre soluzioni se non Rizzi. Rizzi che si prende la cura in difesa di Pellarini. Nel frattempo in lunetta con i tiri liberi c'è Alessio Zaccheri. Due su due di Alessio che si fa perdonare gli errori precedenti. Più uno pallamano per la Blue Energy. Occhio che si è fermato il cronometro, ferma tutto, blocca tutto. Il cronometro dell'impianto di San Daniele è andato a farsi benedire. Anche perché segna 0-0, quindi secondo tabellone il tempo è scaduto. Sì, mancava 1 minuto e 49, sì, invece. Adesso sono curioso di capire come fanno, perché questo qui è ancora il tabellone vecchio, per cui non so se riescono a scrivere 1,49. Ce la fanno? Sì, ce la fanno, sì. Tanto grazie ad Alberto che inquadra il tavolo dei refertisti e l'arbitro Penzo. Sì, uno è Sei liberi, 1,40. Quindi dovrebbe essere 1,40 alla fine, perché era 1,48 meno gli 8 secondi del passaggio della linea di metà campo, quindi 1,40, perfetto. Quindi 100 secondi al termine, 100 secondi esatti. Bravo anche l'arbitro Penzo che ha gestito con calma la situazione. Può capitare un errore tecnico, però non parte il cronometro. Sì, è partito adesso, ok, perfetto. Rizzi, Munini contro Bortoluzzi, se la gioca lui. Claudio Munini, velo di Gaspardo nell'angolo Trevisan che attacca canestro. La palla è per Codroipo, no! La rimessa è per allora, secondo me erano scaduti 24 secondi, perché chiaramente c'è qualche problema con il tabellone elettronico che sta facendo assolutamente le bizze. Chiama un minuto di sospensione Luca Malagoli, che ha fatto bene perché c'era un po' di confusione in campo. Difatti adesso l'arbitro Penzo consiglia al tavolo di esaurire i 24 secondi, però non capisco perché adesso ci siano 14 secondi sul tabellone. Diciamo che forse la pioggia, oltre che l'impianto di trasmissione TV di BHTV, ha messo in difficoltà anche l'impianto elettrico del tabellone di San Daniele. 24, No, non è Bene, allora cerchiamo di ritrovare un minimo di raziocinio. Di nuovo 24 secondi a disposizione del Michelaccio San Daniele, 1 minuto e 18 secondi allo scadere del tempo. -1 per San Daniele, palla in mano, 6-4, 6-5 in favore della Blue Energy Codroipo.
Pedalini. Pedalini difende bene Rizzi. Pedalini sul blocco di Zacheli. Bellina. Mentre di nuovo scaduto il tempo. Fa di nuovo 0-0 il tabellone. Ormai ragazzi questa partita è ingestibile. Questa partita è ingestibile. Bisogna andare con la cipolla e il cronometro manuale perché il tabellone è assolutamente inaffidabile. Anche i giocatori in campo sono senza punti di riferimento temporali. Mancava un minuto al termine. Un minuto. Mancava un minuto al termine. E adesso dall'impianto. Dalla rimessa. Sì, cioè dalla rimessa. Sì, dalla rimessa 1,18. 1,18. 1,18. Dalla rimessa 1,18. 1 minuto e 18. Sì, stiamo cercando anche di dare una mano anche all'arbitro, penso, perché Il minuto era 1,18. sì. Finito il minuto era 1,18. Mi permette. Mario. Allora, facciamo così, si riprende da 1,18, quindi saggio meno 10 secondi, mancava un minuto, quello che stavo dicendo io. E purtroppo il tabellone del Palasport di San Daniele, guarda, è ripartito di nuovo, non è gestibile, non è controllabile. Si procederà con le palette, ogni 4-5 secondi viene alzata. Allora, 1 minuto e 10 secondi riciclato, però perché 24 secondi di nuovo a disposizione di San Daniele? Sbaglia Bellina, tiro da 3, bravo Bortoluzzi a tenere. Qui la palla era per il Michelaccio, purtroppo persa la concentrazione dall'arbitro Lunardelli. Ha buttato la palla addosso al giocatore per la palla è uscita. E l'arbitro ha detto che invece l'ha toccata lui per ultimo. Bortoluzzi. Quindi palla per la Blue Energy, 1 minuto al termine. Più 1 e palla in mano per la Blue Energy. Ci stiamo capendo poco, anche perché la concitazione del momento, le difficoltà dell'impianto e tutto il resto ci fanno dimenticare che c'è una partita da giocare, con partita in bilico tra l'altro. Gaspardo, fischio dell'arbitro e palla persa per 24 secondi. In realtà se mancano 40 secondi ed era 1 minuto e 8 sono ben più di 24 secondi, quindi, quindi corretta la decisione arbitrale. Mancano 10 secondi ora, Pellarini sbaglia il jump e adesso ci sono 25 secondi da giocare ancora, col punteggio sempre San Daniele 6-4, Codroipo 6-5. Ragazzi, c'è una confusione che non avete idea. Saltato anche il punteggio. Se Alberto può inquadrare il tabellone, cerchiamo di farvi vedere la situazione. Il tabellone è del tutto andato. Il tabellone del Palasport di San Daniele è del tutto andato, per cui anche i giocatori, Munini ha subito fallo, anche i giocatori non hanno punti di riferimento perché non sanno a chi credere, se al tavolo che sta alzando palette, al tabellone segnapunti che dà dei punti. Munini. Io ho detto Munini, non dice Gaspardo. Munini. Fallo subito da Munini. Per me era Munini. Allora cerchiamo di fare un po' di ordine, Mario.
perché è andato tutto in tilt. Stasera è la serata dei tilt, non funziona niente. Tutto per dare un po' di pathos anche aggiuntivo a una sfida che già di per sé allora mancherebbero 25 secondi. 24 non funzionano. No, ma non guardate, non funziona. Allora, mancano 25 secondi. Codroipo è avanti di 1 con la palla in mano. Franceschini decide di fare la rimessa. Da che posizione? E direttamente in attacco. Allora, facciamo ordine. Gaspardo, Munini, Spangaro, Rizzi e Trevisan, il quintetto codroipese. Bellina, Pellarini, Bortoluzzi, Zaccali e Cella, quello sananielese. Codroipo avanti di 1. Si è fermato il cronometro. C'è un fallo di Bellina che manda in lunetta con 2 tiri. No, perché questo è solo il terzo fallo di squadra per San Daniele, quindi ancora rimessa. San Daniele ha ancora un fallo da spendere prima di esaurire il bonus, e mi aspetto che lo faccia subito. Gaspardo, Cella si mette l'impegno, Bellina arriva a fermare il gioco. 20 secondi, quarto fallo, altra rimessa in zona d'attacco per la Blue Energy. Vuole difesa individuale, fallo di Bellina su Gaspardo. Trevisan, Munini, altro fallo di Cella, e questi sono 2 tiri liberi per Claudio Munini, perché anche San Daniele ha esaurito il bonus. Adesso 16 secondi, sempre che sia attendibile, più 1 Codroipo con Munini in lunetta con 2 tiri liberi. Mario, se tu fossi nella panchina sananielese cosa faresti? Perché aspetti l'esito del secondo tiro libero di Munini. Sì, aspetto il secondo, comunque chiamo un minuto per fare la rimessa in attacco, perché ho sicuramente ancora un minuto, e cerco un tiro da 3 sicuramente, sperando che mi facciano fallo sul tiro da 3. E difatti puntualmente Luca Malagoli chiama time out. Codroipo più 3, 6-4, 6-7, mancano 16 secondi e 8 decimi allo scadere. Entrambe le formazioni hanno esaurito il bonus, dettaglio importante, e quindi si tira sempre sui tiri liberi subiti in fase di possesso di palla. Il problema è che San Daniele è sotto di 3, quindi non può accontentarsi di 2 tiri liberi, ma deve cercare di tirare 3 punti senza subire fallo, oppure il canestro valido più fallo. Codroipo da par suo cosa deve fare? Deve lasciar correre? Deve difendere forte sulla linea da 3, non fare fallo in entrata. Meglio subire un canestro da 2 senza fare fallo, ma difendere fortissimo sulla linea da 3 e impedire di tirare liberi da 3, anche perché onestamente non è che San Daniele abbia in campo tanti tiratori da 3. Bisogna marcare forte Federico Bellina, Michele Bortoluzzi e Pellarini. Quelli non devono tirare assolutamente da 3, punto. E dunque andiamo a vivere gli ultimi 16 secondi e 8 decimi di questa vibrante e appassionante sfida. È entrato anche Mozzi nelle fila della Blue Energy Codroipo. Pellarini sul blocco di Bellina, Bortoluzzi da 3 punti, Bortoluzzi sbaglia, rimbalza in attacco ancora Bortoluzzi, viene stoppato da Mozzi. Pellarini col pallone subisce fallo. 5 secondi e 7 decimi. La mossa tattica di Franceschini di inserire Mozzi ha favorito prima il disturbo della rimessa e poi Fai notare il quintetto di 6-4, 6-7. adesso è un Tatoritti. Ultimo risultato. Più
Pellarini Lunetta segna il primo personale con la -2. Tanto Franceschin chiama il cambio. Pellarini sbaglia il secondo, rimbalzo per Gaspardo. Subito fermato da Bellina. Ci saranno 2 tiri liberi per David Gaspardo. Giustamente la Blue Energy si lamenta perché se Gaspardo ha preso l'imbalzo, si è girato, subito fallo, non può non essere passato neanche un decimo di secondo e il cronometro essere fermo ancora a 5 secondi e 7 dalla fine. Infatti entrambe le formazioni hanno esaurito il time out, quindi adesso si gioca. Gaspardo ha in mano il pallone della possibile vittoria, perché adesso è +3. Dovesse segnare anche questo David, si andrebbe a 2 possessi di vantaggio a 5 secondi dalla fine. Gaspardo freddissimo, segna, adesso difende San Daniele. Si è fermato il tempo, non si sa quanto manca. Pellarini a 3 punti, sbaglia e alla fine vince la Blue Energy Codroipo col cronometro che non era partito, per cui gli ultimi 5 secondi in realtà sono durati almeno 10. Franceschin una furia, ma alla fine può essere soddisfatto. Mario, commento finale alla fine di questo pandemonio. Ma per il Codroipo, se vuole sicuramente, come vuole, andare su in C1, non deve giocare come ha giocato questa sera, anche vedendo il potenziale che onestamente ha. Per il San Daniele questa partita, essendo stato quasi alla pari con una corazzata come il Codroipo, speriamo sia foriero di buone soddisfazioni nelle prossime partite e di vincere con le squadre che sono alla loro altezza, di tornare ad essere subito dopo le 2 capolista anche loro nel gruppetto delle inseguitrici. Speriamo bene. Allora, grazie a Mario Colonnello, di nuovo complimenti per la tua nomina allenatore benemerito. La chiudiamo qui, 6-5-6-9 il punteggio. Vediamo se riesco a darvi anche il tabellino individuale per Codroipo. Miani 8, Spangalo 2, Trevisan 2, importantissimi, Venaluzzo 9, Munini 25, Gaspardo 19, Accardo 4. Mentre per quanto riguarda la Blue Energy Codroipo, grazie quanto riguarda il Michelaccio San Daniele, grazie a Michele Marello, Pellarini 14, Colutta 3, uscito per infortunio nel primo quarto, Polo 1, Bortolussi 10, D'Antoni 5, Bellina 25, Zaccari 6, Cella 1. Grazie a tutti per averci dunque seguito, vi ricordo state sempre sintonizzati su BHTV, calcio, pallacanestro, pallavolo, addirittura calcio balilla con la diretta che vi abbiamo offerto venerdì sera dal BH Pub di Campo Formido. Non vi ci facciamo mancare niente. Ciao a tutti.